Tapparelle abbassate, il plateatico vuoto, il cartello sulla porta. Il dolore è tangibile fuori dal bar Jolly di Vittorio Veneto, a pochi metri dal municipio. Mauro Borlina, il titolare, 46 anni appena, è morto su un campo da calcetto, stroncato da un infarto. La tragedia domenica verso le 16. All'Istituto Dante si gioca la prima edizione di un torneo benefico, protagonisti studenti, insegnanti e genitori. Giocava in porta in una squadra di genitori e genitori di ex allievi, quando improvvisamente si è accasciato al suolo. È intervenuto subito lo staff di assistenza. In pochissimo tempo sul posto è arrivata anche l'ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Mauro era uno sportivo appassionato dentro e fuori dal campo. Seguivamo assieme la SPES quando era qui a Conegliano, anima sportiva, e purtroppo con lo sport ha chiuso la sua vita. Ci hanno cresciuti insieme, un gran bravo ragazzo, un grande lavoratore, un gran sportivo anche. Conosciutissimo per la sua attività di gestore del Jolly Bar, attività che aveva ereditato dal padre, Borlina ha lasciato il segno nei suoi concittadini. Ricordo di aver avuto sempre un amico. Lo conoscevano tutti, e penso che abbia lasciato a tutti quanti un bel ricordo. Era un bravo uomo che faceva il suo lavoro, era qua, visti non ne aveva. Un uomo socievole, buono e sempre disponibile, così lo ricordano i vittoriesi. Il suo locale era tappa fissa tanto per i giovani studenti che per gli anziani dopo il giro in centro o un appuntamento alla vicina posta. Gli amici non lasceranno solo la famiglia. Adesso il pensiero va alla moglie, a Sabina, le siamo vicini, cercheremo di portare il nostro affetto a lei, alla figlia e alla famiglia tutta, insomma non ci resta altro che questo, non possiamo fare altro che questo.